Il cielo è grigio sopra Pontida e il tempo non volge al bello. Il meteo della contestazione lo preannuncia in qualche modo. È uno striscione che dice: Bossi, la Lega sei tu. Il raduno di Pontida torna dopo una pausa di un anno difficile e costoso in termini elettorali per la Lega. È la prima volta di Maroni segretario, di Tosi leader dei leghisti veneti. E il Veneto oggi è una polveriera per la Liga. Commissariamenti, contestazioni, mozioni di sfiducia, le voci di secessione, ma tutta interna al Carroccio, si rincorrono e il primo a far capire che il vento del nord è anche vento di guerra è Umberto Bossi. Poi vi devo dire ai veneti, fratelli veneti, non c'è il minimo dubbio che a furia di commissariare, il Veneto ormai è tutto commissariato, non c'è più una sola provincia intatta, intera, in piedi, quindi è arrivato il momento in cui diciamo, la Lega rifà i congressi. E congresso subito per il Veneto reclama anche uno striscione che appare durante l'intervento di Flavio Tosi, che non presta però il fianco alle polemiche e tira dritto. Allora, a parlare da qua, come diceva Matteo, è sempre una grande emozione. I leghisti sul prato di Pontida ascoltano, la linea Maroni è condivisa, ma restano da parte di molti veneti i dubbi sulla guida del partito. Lo si vede anche quando sul palco arriva Zaia e con lui consiglieri e assessori regionali. A sorpresa spunta uno striscione che torna a chiedere il congresso. Attimi di imbarazzo anche per Zaia. Togli quello striscione, toglilo. Per favore toglilo. Poi la festa continua con Maroni che annuncia che i diamanti di Belsito verranno dati alle sezioni più meritevoli. Eccoli qua i diamanti di Belsito, eccoli! Sono per i militanti, sono per le sezioni, 11, 13 anzi diamanti veri, del valore di circa 10.000 euro l'uno. La festa finisce, il resto è pieno di incognite, soprattutto nel Veneto, e sabato prossimo l'appuntamento è con un Consiglio nazionale che potrebbe riservare altri colpi di scena.